Mi chiamo Iris Bonazzi, sono di Soave, ho 15 anni. Mi chiamo Anna Zonta, ho 28 anni e sono di Borsa del Grappa. Mi chiamo Marina Dalla Costa, ho 25 anni e sono di Nove. Mi chiamo Claudia Bernardi, ho 19 anni, sono una studentessa e vengo da Bassano del Grappa. Abbiamo voluto dare una mano alle famiglie della Riviera del Brenta, dove i proventi saranno orientati, e facciamo un appello proprio a tutti i veneti perché possano contribuire anche loro con un semplicissimo gesto, che è quello dell'acquisto di questo calendario, che porta con sé proprio il simbolo del Veneto, e il significato della solidarietà. Sarà una donazione a partire da 10 euro. Lo troverete in tutte le edicole che saranno segnalate sul profilo Facebook Le Venete, e poi la prima occasione in cui troverete il calendario Le Venete, lo potrete acquistare, sarà a Rovigo il 27 di novembre al Teatro San Bortolo, in occasione della proiezione del film Il Leone di Vetro. Poi il 28 a Castelfranco ci sarà una festa appunto di presentazione del calendario Le Venete. È un calendario assolutamente di qualità, con fotografie fatte da un professionista di fama internazionale, e permettetemi, porta anche i colori della bandiera del Veneto, che è una bandiera millenaria, che ha una storia alle spalle, che è un simbolo anche di pace, argomento di cui abbiamo tanto bisogno specialmente in questi giorni, e che mi auguro comunque come obiettivo finale porti, ripeto, solidarietà vera, aiuti veri alle famiglie colpite dal tornado del luglio scorso.